Perché il mal di schiena non è una sentenza, ma qualcosa che il tuo corpo ti sta dicendo di cambiare. Il mal di schiena è un sintomo, se il tuo mal di schiena è persistente da più di 3 mesi, direi da più di 4-5 mesi e non hai trovato una soluzione nonostante le solite cure, sentimi bene fino alla fine perché all'inizio ti darò qualche indizio che magari non tanti fisioterapisti ti hanno dato e alla fine o comunque dopo questa premessa faremo un esercizio insieme di respirazione. L'esercizio di respirazione è uno dei pilastri del metodo Neurobalance, che è il mio metodo per la cura dei dolori persistenti, anche non mal di schiena, ma voglio veramente andare a fondo sul mal di schiena in questo video. Se non mi conosci, io sono il dottor Alessio Veneziano, sono un terapista, laureato in fisioterapia. Dal 2021 ho aiutato centinaia di persone con mal di schiena o sintomi persistenti diffusi a ritornare a stare bene attraverso un approccio completamente anticonvenzionale, non convenzionale, che va a mirare quindi al riequilibrio del sistema nervoso. L'approccio è mente-corpo, l'approccio quindi si basa su tre pilastri principali, quello della meditazione, quello della respirazione e quello della scrittura. La scrittura in base non sempre viene fatta, ma ho visto che per la maggior parte dei miei clienti che hanno fatto questa ultima parte del metodo ha dato grandi benefici. Perché la scrittura poi magari potrei farci un altro video su questo, che tra l'altro c'è su questo mio canale YouTube, ma la scrittura è per l'espressione delle emozioni represse. Ebbene sì, l'emozione e lo stress, il conflitto che abbiamo interiore è qualcosa di cruciale che va a far esplodere i sintomi corporei. Infatti, facci caso, quando tutto è nato, era probabilmente un periodo molto stressante della tua vita e solo dopo, magari solo adesso, hai capito che stava iniziando a collegarsi con il tuo stato emotivo. E i dolori persistenti alla schiena non sono nella maggior parte dati da una problematica strutturale. Infatti ti sarà stato detto che il problema era la tua ernia, il problema era la degenerazione ai dischi, il problema era la scoliosi, il problema era l'artrosi. Il fatto sta che comunque tutte queste problematiche che sono problematiche da invecchiamento, queste cose sono normalissime, cioè ce le abbiamo tutte, tutti, chiunque va a farsi una diagnosi da risonanza magnetica nota delle problematiche di questo genere che però devono essere viste se non c'è stato un trauma fisico, non c'è stato un incidente come semplici rughe del corpo, nella maggior parte dei casi. Quindi, fatta questa premessa, voglio dirti anche, se hai provato fisioterapia dal punto di vista classico, quindi esercizi corporei, anch'essi non ti hanno dato un beneficio, ma magari hanno minimizzato un po' la problematica e poi questa problematica è rinata nei mesi successivi, sai bene che non è una non è qualcosa che è direttamente riconducibile solo al corpo. Infatti, quello che per mia esperienza ho visto sui miei pazienti, sui miei clienti, è che ci sono delle contrazioni muscolari. Queste contrazioni muscolari però sono date da un grande stress, grande periodo di stress, principalmente stiamo parlando di paure. Il corpo vede queste paure e va in contrazione, queste contrazioni fanno sì che i muscoli quindi non siano flessibili, non siano rilassati e possono anche andare in spasmo. Questi spasmi, queste contratture fanno sì che tu rimani bloccato con dolori anche molto intensi. Queste sono contrazioni. Dalla risonanza magnetica non vediamo il livello di contrazioni, non vediamo assolutamente come il tuo sistema nervoso è in questo momento. Se andiamo invece a vedere i sintomi, sono sicuro che probabilmente hai problematiche di stomaco, ansia, paura del movimento, quindi kinesiofobia, hai problematiche a esprimere le tue emozioni, hai problematiche di insonnia, magari hai problematiche relative alle relazioni, magari al lavoro o magari in famiglia. Quindi tutte queste cose
questi fattori che ti ho detto sono fattori al di là del corpo. Ecco perché ogni diagnosi deve mirare poi a tre fattori principali, e fisici, quelli quindi che vengono esclusi molto molto bene dalla medicina convenzionale, quindi se non ti è stata trovata un tumore, un'infezione o comunque problematiche relative a fratture, ehm, comunque relative a traumi e impatti fisici in quella zona del corpo, allora bisogna andare a vedere i fattori sociali, i fattori emotivi o psicologici. E infatti questi due ultimi, psicologici e sociali, sono quelli preponderanti. Quindi come facciamo attraverso la meditazione, la respirazione, la scrittura a curare un dolore? Non lo curiamo attraverso le mani, non lo curiamo attraverso i massaggi, non lo curiamo attraverso l'esercizio manuale del terapista di turno che ti dice che probabilmente i tuoi muscoli della schiena non sono allenati e devono essere allenati, oppure i tuoi addominali nel core bisogna tenerlo attivo, altrimenti i tuoi muscoli non funzionano bene. Tutte queste cose, anche se possono avere un minimo di verità, ma sono le conseguenze di una contrazione di un sistema nervoso in allerta. Quindi, se vuoi andare direttamente alla radice, andiamo al sistema nervoso e alle tue paure. Ora, non abbiamo il tempo di parlare di particolari paure, perché ogni persona che ha sofferto, soffre di dolori persistenti, ha particolari personalità. Io sono una di quelle, se non mi conosci, ti dico già, ho sofferto da 5 anni di dolori persistenti al collo, fino a che non ho capito che erano le mie emozioni e il mio carattere è una grossa radice del mio dolore, non volevo sentirlo, non volevo neanche pensare che fosse solo stress e quindi continuavo con le solite terapie che probabilmente hai già fatto anche tu. E la respirazione, che è il topic di oggi, è qualcosa che ti darà un immenso supporto. Il respiro dà ossigeno, il respiro va a rilassare il corpo. Il rilassamento è quindi mirato a un abbassamento dei sintomi, ma anche all'esposizione del corpo a nuove attività. Quindi se tu sei più rilassato, più tranquillo, è normale che tu muovi più la schiena. Muovendo più la schiena, il tuo sistema nervoso capisce che questi movimenti, anche se ci sono dei sintomi, li può fare. Ci vuole molto tempo, magari in altri video ti farò vedere cosa vuol dire muovere la schiena in modo consapevole se soffri di dolori persistenti. Cosa facciamo adesso? I respiri fatti in un certo modo, dove il 28esimo respiro sarà seguito da una parte di apnea. Questa parte di apnea, quindi tenere il respiro, trattenerlo, fa sì che in quel momento il sistema nervoso vada in allerta, però un'allerta comandata, non è un'allerta data da una paura o non è un'allerta data da un avvenimento critico. Quindi per lui il sistema nervoso, quando sente l'apnea, inizialmente ti darà dei messaggi di criticità, quindi magari c'è un po' più di contrazione, però quando lui capisce il corpo che tutto questo è comandato dal nostro cervello, rilascerà degli ormoni positivi alla fine del primo ciclo. Ne faremo due, quindi sono due cicli da 28 respiri. Dopo il 28esimo respiro ci sarà dell'apnea e l'apnea sarà quanto basta per te, quanto riuscirai a tenerla, seguita da altri 28 respiri. Quindi ti faccio vedere com'è la respirazione e poi la facciamo assieme. Non durerà più di 2-3 minuti e ti assicuro che alla fine ti sentirai molto più rilassato, molto meglio, il tuo sistema nervoso sarà più calmo e le particolari sensazioni che potrai sentire sono leggere pressione alla testa, normalissimo se sono sensazioni di disagio per te perché non sarai abituato o abituata, andranno via nei prossimi minuti senza veramente preoccuparsene. E non ci sono, diciamo, controindicazioni in tutto questo. Il respiro è di questo genere, quindi mirato al naso, uso la bocca in questo modo per far uscire il respiro lentamente, quindi è... Ne farò 28 di questo genere.
Il 28° sarà quindi un'espirazione lunga, trattenuta quindi da un periodo di apnea. Il periodo di apnea per me magari sarà 30-40 secondi, per te sarà 20 secondi. Se vorrai inalare nuovamente lo potrai fare a tuo tempo, quindi non dovrai aspettare me. Appena senti l'urgenza di inspirare dopo il 28° respiro e quindi dopo l'apnea, inspira e attendi che io inizio il secondo ciclo. Penso che io lo finirò magari dopo di te, se lo finisci prima di me, attendi me per il secondo ciclo. Nuovamente, quindi ispirazione dal naso di questo genere, quindi non c'è pausa tra ispirazione e espirazione, 28° respiro, apnea e rimango in apnea fin quando riesco. Finito il ciclo, ne faremo un altro di 28 respiri e poi vediamo come ci sentiamo. Quindi partiamo tra 3, 2, 1. 20 e ancora tutto giù e rimaniamo in apnea. Primo ciclo finito, lascia andare il respiro, facciamo 2 o 3 respiri lentamente, normali, senza pensarci troppo, quindi in questo momento siamo in una fase di integrazione e ci prepariamo per il secondo ciclo di 28 respiri tra 3, 2, 1. Venti. Ultima ispirazione su e giù. E rimaniamo in apnea.
Se hai già preso il respiro, lascia andare, respira normalmente, lascia che il tuo corpo ritorni in normalità, una sensazione di normalità. È normale sentirsi un po' strani in questo momento, magari un po' di giramento di testa, un po' di senso di nausea, però questa sensazione andrà sempre meglio nei prossimi secondi. Questo è un esercizio di ossigenazione del corpo. In questo momento il tuo corpo ha molto più ossigeno rispetto a prima e questo fa sì che il tuo sistema nervoso possa proprio respirare, anche il tuo corpo possa respirare. E le contrazioni, qualora ci siano a livello corporeo, sono contrazioni date da un'allerta comandata del sistema. Quindi ti assicuro che dopo questo esercizio ti sentirai molto più rilassato e se vorrai farti una camminata, questo è il momento perfetto. Lascia andare il pensiero del dolore, lascia andare tutto. Fatti una camminata anche a casa se in questo momento non vorrei andare fuori. Se non è andato giù il sintomo corporeo di contrazione, va bene lo stesso, vuol dire che il tuo sistema nervoso ha bisogno di più supporto e ti invito a guardare il link in descrizione per mettere in pratica il metodo Neurobalance e dai un'occhiata anche alle testimonianze che ci sono nel canale perché non sei la prima persona che prova questo metodo. Ho visto radicali cambiamenti anche in pochi mesi, dopo anni di dolori, anche decenni di dolori alla schiena, attraverso queste pratiche. La respirazione è una di queste, c'è la meditazione, c'è la scrittura, c'è anche tutta la parte di educazione che non ti ho fatto adesso sul perché e il per come il corpo dà queste contrazioni, come funziona il cervello, insomma, neuroscienza. Questo esercizio lo potrei fare giornalmente, idealmente alla mattina prima della colazione e poi inizi la tua giornata. Una volta al giorno e non c'è bisogno di strafare e ti lascio anche il link in descrizione per candidarti eventualmente a una valutazione dei tuoi sintomi e capire se questo metodo veramente fa al caso tuo. Per adesso è tutto, ci vediamo alla prossima puntata, alla prossima meditazione.